La seconda prova di giornata riservata ai puledri è una condizionata per non vincitori di 3.000 euro in carriera. La distanza è quella dei 2.060 metri da percorrere. È stata giocata ed è la favorita Futura 3B, numero 7, con Antonio Di Nardo in salchi, allieva di Gennaro Casillo. Le alternative sono First Julicon, alla prima uscita per il training di Alessandro Gocciadoro, numero 8, e Fester NP con Ferdinando Pisacane per Augusto Borghetti, numero 2. Questi più attesi avanti a Fiorenza Cla e quindi gli altri a quote d'affezione. La macchina inizia a raccogliere i partecipanti lungo la piegata di destra, si ritrae dal 6 Falco Trio, con abbastanza cautela anche Fiorenza Cla. E si parte con veloce Fester NP che prende la testa su Fra Danilo Pax, che prova a serrar sotto in seconda posizione. All'esterno è partito bene anche Flash Leon Coz, che cerca il parcheggio in seconda posizione, mentre ha sbagliato Faisal De Greppi. Rimane secondo Fra Danilo Pax, mentre punta in mezzo alla pista Falco Trio. Se ne vanno i primi 200 metri di corsa in 15-8. Fester NP all'avanguardia nei confronti di Falco Trio all'esterno, alla corda Fra Danilo Pax, poi Flash Leon Coz, seconda pariglia esterna per First Julicon che precede Futura 3B. 31,7 per il primo quarto di gara da parte di Fester NP, che guida il gruppo su Fra Danilo Pax, Falco Trio, First Julicon, alla corda ancora Flash Leon Coz, poi in corda Fiorenza Cla con accanto Futura 3B. Queste le posizioni, pariglie alle spalle del leader Fester NP, che va a completare il primo giro di corsa senza particolari patemi in 1, 4 e 1. Falco Trio all'esterno, prova ad avvicinarsi un po' al battistrada, alla corda rimane Fra Danilo Pax, sempre seconda pariglia per First Julicon, e se ne va il primo chilometro in 1:20 e 1. Fester NP all'avanguardia, di fuori Falco Trio, First Julicon sempre in pariglia avanti a Futura 3B, alla corda Fra Danilo Pax che precede Flash Leon Coz, alla retroguardia rimane Fiorenza Cla. Parziale davanti alle tribune in 15:6. Leggera accelerazione da parte della testa della corsa, con Fester NP che si mantiene in vantaggio su Falco Trio all'esterno e su Fra Danilo Pax alla corda. First Julicon che si prepara per venire via a 600 metri dalla conclusione. La mossa decisa da parte di First Julicon che si porta su Fester NP, il quale ora allunga per tenerlo a distanza. Parziale di First Julicon che va all'attacco di Fester che replica, poi Futura 3B vicino ai primi. La retta di là in 15:1, accelerato numero deciso 5, Fester NP per ribattere al tentativo di First Julicon. 6, è andata di Trio, dentro Futura 3B che attende l'open stretch a metà della piegata conclusiva, si mantiene in vantaggio Fester NP nei confronti di Futura 3B alla corda e First Julicon all'esterno. La retta d'arrivo per Fester NP che è in vantaggio su Futura 3B e First Julicon. Fester che si difende, Futura che attacca al suo interno, si difende Fester NP. Fester NP che porta a casa la vittoria nei confronti di Futura 3B, al terzo posto First Julicon. 37 ad arrivare, 1:18,8 il doppio chilometro. Nando Pisacane in salchi a Fester NP. Augusto Borghetti al training per i colori di Papà Nicola. Facile assunto in percorso di testa per questo figlio di Owen CR, che nel finale si difende dalle serrate interne di Futura 3B. Al terzo finisce First Julicon, i più attesi nei primi tre posti, con la vittoria che va a Fester NP. Nando Pisacane.